Stacca la spina all'attuale sindaco il partito dell'MPA a Porto Empedocle. Stamani le dimissioni del vice sindaco Calogero Martello. In un documento Martello afferma che il percorso politico-amministrativo iniziato un anno fa oggi giunge al suo termine, pur non rinnegando la scelta fatta alle scorse elezioni. Uno dei motivi scatenanti delle dimissioni di Calogero Martello e del suo gruppo politico è quello dell'aumento dei tributi come la tassa dell'IMU, in un momento di grave recessione economica, senza che si siano trovate soluzioni meno dolorose, anche in considerazione del fatto, afferma Martello, che nel bilancio di previsione vengono indicati circa 3 milioni di euro ricevuti quest'anno dall'Enel per il rigassificatore. Sì, questa mattina mi sono dimesso dalla carica di vice sindaco e il gruppo dell'MPA è passato all'opposizione. Motivazioni sono diverse, l'ultima, quindi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è che avevamo chiesto per quanto riguarda il bilancio di previsione di non aumentare l'IMU. È necessario infatti in questo momento di crisi anzi tagliare le tasse, invece questo comune continua a mettere le mani in tasca ai cittadini. Noi, tra l'altro non tenendo conto che abbiamo 3 milioni di euro che provengono dal rigassificatore. Abbiamo chiesto di evitare di aumentare le tasse, ma questo appello non è stato ascoltato. Per queste ragioni noi abbiamo deciso di non dare più il nostro sostegno a questa amministrazione e passare all'opposizione. Ci sono anche altri partiti che hanno tolto l'appoggio oltre che all'MPA, ecco, ma sostanzialmente cosa proponete voi? Sì, altri partiti già in precedenza come il FLI e il PD avevano lasciato questa maggioranza, il che dimostra che si tratta di una maggioranza che perde giorno per giorno pezzi di quella maggioranza che era nata all'inizio di questo mandato, e le motivazioni risiedono tutti in una gestione accentrata dell'amministrazione comunale nelle mani del sindaco e degli amici di Città Nuova, il che comporta semplicemente la determinazione di una linea politica amministrativa tutta improntata all'apparire e non all'essere, perché il problema è che noi siamo stati eletti per amministrare la città, per far sì che i nostri cittadini ottenessero da un rigassificatore un ritorno, un beneficio economico ed occupazionale, cosa che ancora ad oggi non avvertiamo, cosa che invece avvertiamo è la chiusura tra poco dei Talcementi, la perdita dei posti di lavoro, e si continua in questo comune a sperperare il denaro che entra da fonti diverse invece che ridurre le tasse e preoccuparsi di trovare occupazione ai nostri cittadini. È chiaro che adesso in Consiglio Comunale, come abbiamo fatto in precedenza, faremo le nostre proposte, dopodiché il Consiglio Comunale, che è l'organo supremo, deciderà cosa fare del bilancio di previsione, se riterrà di mantenere e quindi aumentare le tasse per i cittadini oppure diminuirle. Alla luce anche, ricordiamolo, che già questo Comune ha incassato ed incasserà dall'Enel 10 milioni di euro dei quali nessun cittadino di Porto Empedocle ne ha visto un beneficio. Si sfalda la maggioranza bulgara che aveva consentito la rielezione di Calogero Firetto a sindaco di Porto Empedocle con oltre il 90% di consensi e con un consiglio comunale che di fatto era senza opposizione. Il conto consuntivo 2011, ma soprattutto la ventilata ipotesi di aumentare le tasse locali, ha provocato un primo scossone. La riprova oggi, quando è saltata per mancanza del numero legale la seduta d'aula. Sulle vicende politiche seguiamo i capigruppo di MPA e benvenuti al Sud. Negli atti amministrativi di questo comune, nella fattispecie il bilancio, che è l'atto più pregnante che ogni anno la Giunta è portata a discutere, ci sono state delle divergenze, nel senso che avevamo chiesto come gruppo MPA al sindaco un tavolo politico per discutere sia del bilancio sia sul consuntivo, ma soprattutto sul bilancio di previsione. Questo tavolo tecnico c'è stato, questo tavolo politico, scusate, ci è stato negato, per cui a questo è susseguito una decisione unilaterale da parte della Giunta di votare, pur in assenza di due assessori che compongono in maniera, diciamo, ufficiale la maggioranza. Hanno votato questa proposta di bilancio che include in sé l'aumento dell'IMU, per la quale il nostro gruppo si era già dichiarata contraria, perché una cittadinanza che ha avuto dei ristori abbastanza cospicui da parte di Nuove Energie, circa 10 milioni di euro, considerando un po' tutto, ci sembrava veramente una forzatura volere aumentare l'IMU per questa cittadinanza. Il Consiglio Comunale di questa mattina è saltato perché non c'era il numero legale. Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto ad assentarvi?
Le motivazioni sono che oggi abbiamo registrato che effettivamente non esiste più la maggioranza dell'Illo Firetto, scaturita dal fatto che venerdì l'amministrazione comunale vota un atto molto importante, cioè il bilancio del Comune di Porto Empedocle, non considerando che due partiti a livello nazionale, sia l'assessore Martello, rappresentante dell'MPA, e l'assessore Sacco, rappresentante di Grande Sud, partiti che hanno deputati nazionali, consiglieri provinciali, deputati regionali. Di conseguenza, secondo me, il sindaco, dopo un atto del genere, doveva registrare questo passaggio e rinviare e fare dei tavoli politici come si era richiesto effettivamente in Consiglio Comunale.